talk show su social. Oggi parliamo di musica e lo facciamo in compagnia di un artista sardo doc che però, ahimè, come tanti artisti è dovuto emigrare in questo momento in terra tedesca, perché lui si trova a Berlino, ed è Riccardo Ruiu. Ciao Riccardo, buonasera, grazie di essere presente. Ciao Fabrizio, grazie a te per l'invito. Allora, Riccardo è stato... va tutto bene, va tutto bene. In Sardegna c'è un po' di freschetto, ma immagino non come a Berlino. Riccardo è uscito recentemente con un brano dal titolo Il mondo è così, sottolineato in sardo su Munu Esgai, ed è reduce dalla settimana sanremese. Ecco, innanzitutto ti chiedo subito come è stata questa full immersion nella città dei fiori. Guarda, sicuramente un'esperienza emozionante, è stato comunque un susseguirsi di incontri con addetti ai lavori e non, è stata veramente comunque anche una possibilità anche di crescita ovviamente artistica, perché incontrandoti con persone appunto del settore comunque hai scoperto anche altre dimensioni, che un conto è viverle, ti ripeto, da un'altra parte, ma quando sei nella città della musica assumono anche un'altra, diciamo anche un altro rilievo, un'altra importanza. Ho notato questa grande differenza comunque, il suo fascino, comunque la magia che ha Sanremo non ha eguali, perlomeno in Italia, perché ormai è diventato veramente un appuntamento quasi immancabile, e comunque anche per gente che non ha, come me, ancora tipo tanta visibilità, quindi un emergente come me, quindi sicuramente è stata una grande vetrina. Beh, emergente però è da un po' che tu fai musica comunque, nel senso che nasci come cantautore, adesso negli ultimi anni ti sei anche, diciamo, specializzato anche solo come autore, cioè non solo canti e suoni la tua musica, componi anche dei brani per altri artisti, quindi quasi uno sdoppiamento, perché poi scrivere per qualcuno non è mai facile. Sì, esatto, no, questo sì, diciamo che la mia carriera artistica diciamo che si svolge su due binari paralleli, una è quella autorale e l'altra è quella cantautorale. Sì, ho scritto anche testi anche per artisti già affermati del panorama musicale italiano. Adesso sto proponendo attualmente anche questi testi, questi personaggi che sono sicuramente più in vista, ecco, più famosi di me. Io non mi reputo in questo senso, ecco, famoso in questo senso. Poi ovviamente sì, è vero che giorno dopo giorno la visibilità sta crescendo, grazie anche a grande lavoro anche sui social che sicuramente servono. Quindi questo devo ammettere, sì, che in effetti stiamo facendo anche dei grandi passi in avanti, ecco. Riccardo, vuol dire tanto, vuol dire essere presenti nella settimana dedicata alla musica, anche se poi ci sono stati tanti eventi collaterali, ma con la musica in primo piano, vuol dire tanto, vuol dire il riconoscimento di un lavoro che comunque sta. Parliamo del mondo è così, del singolo. Noi lo vedremo, facciamo vedere a persone che ovviamente guardano questa chiacchierata, il video ufficiale, con un video anche in sardo, quindi le radici restano sempre molto caro. Da dove nasce l'idea di un pezzo che comunque è molto sentito, è molto, potremmo dire, autobiografico? Sì, perché è un brano che ho scritto dedicato a un carissimo amico che purtroppo non c'è più, e quindi è un brano molto intimista, un brano che sento molto mio, ed è stato sicuramente un percorso, un processo anche di elaborazione del dolore in questo senso. È una canzone che volevo scrivere e che mi rappresenta per ciò che riguarda appunto la visione appunto che ho io dell'amicizia, di un rapporto vero appunto di amicizia, come quello che è stato con questo ragazzo, con Massimiliano. E quindi diciamo che nella canzone credo che si rifletta proprio questa mia anche ricerca proprio del vero sentimento, poi che quello poi che dovrebbe essere una vera amicizia, che dovrebbe rappresentare una vera amicizia. Purtroppo nella mancanza
diciamo che vengono un po' sottolineati un po' tutti gli aspetti di una grande amicizia, ecco, perché quando qualcuno viene a mancare, qualcuno di importante, è allora che veramente si capisce l'importanza che questa persona poi ha rivestito nella nostra esistenza, ecco. Assolutamente. Parlavamo del legame con la madre terra, con la Sardegna. Tu adesso sei a Berlino, però già il fatto che comunque non è la prima volta hai scritto del mondo anche la versione in inglese, la prima versione in inglese di No Poto Reposare, che ovviamente è un must in Sardegna, ma non solo, è la canzone simbolo dell'amore made in Sardinia. Ti chiedo se ti manca ovviamente la tua terra e poi quanto influisce la tua cultura sarda nella costruzione delle canzoni di quello che proponi. Allora, sicuramente, guarda, le mie radici, sono molto ancorato alle mie radici, quindi a parte che è un qualcosa che fa parte di me stesso, quindi è anche una domanda un po' retorica, nel senso che comunque è anche impossibile essere diversi da ciò che si è, perché siamo nati sardi e moriremo sardi, prima di tutto. Poi, ovviamente, il percorso che ognuno di noi fa ci porta comunque anche a provare anche diverse esperienze, sia sociali, linguistiche, e ovviamente cresciamo anche in questo senso. Però, ti ripeto, ovviamente la forza che perlomeno che personalmente appunto mi dà, credo che questo valga anche un po' per tutti, che sia il fatto di essere nati in una terra appunto così vera e così ricca anche di valori e di sentimenti che, se vogliamo, sono anche molto anche unici, diciamo, perché ti ripeto, il nostro modo di essere, la nostra ospitalità, la nostra, diciamo, il nostro riguardo che abbiamo anche verso l'ospite, questa è una qualcosa che io, vivendo all'estero, mi rendo conto sempre più di quanto sia speciale, appunto, questo il modo, appunto, la visione che abbiamo noi anche della vita, appunto, degli altri e dei rapporti. E quindi, diciamo, è impossibile in questo senso non essere se stessi, ecco, e non essere sardi. Cioè, è un bagaglio, è un vestito che fondamentalmente è la nostra prima pelle. Poi potranno cambiare altri vestiti, ma la nostra prima pelle non cambia mai, ecco, questo. Assolutamente, ce l'abbiamo nel DNA, è il caso di dire. Ce l'abbiamo proprio di DNA. Sì, allora, sì. Riccardo, visto che siamo a metà chiacchierata, come ormai è consuetudine quando intervisto un artista, io direi di far vedere il video ufficiale di Il mondo è così. C'è una versione in italiano, ma è chiaro che chi volesse guardare anche esiste la versione in sardo. Quindi, Riccardo, vediamo insieme a te e insieme a tutti voi Il mondo è così. Questa notte piena di malinconia, penso ad un sorriso e a una voce che ancora mi fan compagnia. Ma cosa resta di questo lamento, di queste mie parole al vento, se ti aspetto però tu non torni mai. Sumu nuergai, Sumu nuergai. Della gioventù ricordi la magia, giorni senza ombre né pensieri, pieni di sogni e di allegria. Noi correvamo col vento alle spalle, per poi volare su fino alle stelle, tutte cose che non torneranno mai. Sumu nuergai. Ora che non sei più insieme a me, quando tornerà quel giorno che le tue parole scioglievano tutta la neve dentro al cuore. Ora che non sei più insieme a me, leggero voli come le nuvole e i miei giorni illumini la via, penso a te mi passa la malinconia.
lacrime vere arrivano al mare, e 100 giorni di sole e vento non le potranno mai asciugare. Ma da quando te ne sei andato, non è vero che tu mi hai lasciato, se ogni giorno ancora vivi dentro me, sì con me. Poi di fretta sei partito, ma hai riempito il mondo di colori, e nel giardino immenso delle stelle brilla adesso un nuovo fiore. La vita è solo un momento che vola via per non tornare mai, perché il mondo amico mio lo sai, su due gai. Ora che non sei più insieme a me, quando tornerà quel giorno che le tue parole scioglievano tutta la neve dentro al cuore. Ora che non sei più insieme a me, leggero voli come le nuvole, e i miei giorni illumini la via, penso a te mi passa la malinconia. Complimenti Riccardo, io ovviamente lascio anche i credits finali perché è giusto che chi ha lavorato, quindi non solo te in quanto cantautore, ma anche chi ha curato gli arrangiamenti, chi si è messo in moto la macchina, quindi anche l'organizzazione dell'ufficio stampa o l'editing video, insomma abbia il giusto spazio. Riccardo, ti volevo fare una domanda perché il tuo filo comune, insomma, abbiamo detto la linea è quella del cantautorato italiano, ma spesso con tematiche a sfondo sociale e di stampo romantico. È quello che fondamentalmente fa muovere la musica. Beh, diciamo che ciò che fa muovere la musica fondamentalmente parte da noi stessi, quindi quella che è un'illuminazione, quella che diciamo è un'intuizione, qualcosa che può essere trasmesso con emozione, quella è musica. Poi metterla in musica ovviamente è tutto un altro paio di maniche, ed è lì che il bello e anche il difficile, cioè riuscire a comunicare, a trasmettere quelle che sono poi dopo le nostre emozioni anche più intime, i nostri sentimenti più reconditi in questo senso. Poi naturalmente fare musica sembra facile, ma non lo è. Comunque è anche un percorso veramente di rifinitura, di elaborazione. Molte volte, anche se i concetti anche più semplici, poi per metterli in musica bisogna, diciamo, che tutto torni, sia tra melodia, sia tra metrica, il testo che deve essere ovviamente interessante, il tutto, diciamo, non è semplice, ecco. Questo appunto richiede tanta attenzione, tanto sacrificio e tanto lavoro, ovviamente. Per te è anche terapeutico, cioè senti la necessità di scrivere e di riportare le tue emozioni in musica? Beh, certo, ma fondamentalmente poi noi non siamo solo ciò che mangiamo, come si dice, ciò che scriviamo, siamo anche quello che cantiamo, no? Perché cantare poi fondamentalmente è anche un'espressione comunque di qualcosa che, appunto, che si sente. Anche il modo in cui lo canti, diciamo, anche l'espressione appunto, che tu adotti quando canti qualcosa, non solo l'inflessione della voce, dell'interpretazione che tu dai, tutte queste cose, oltre a quello che tu dici, del significato delle parole, tutto questo, diciamo, amalgamato, insomma, il connubio di tutte queste cose, poi alla fine il risultato deve essere interessante, deve essere coinvolgente. Questo poi è il vero valore, secondo me, anche il valore aggiunto della musica. Okay? Che poi il bello è che ognuno fa proprio quello che sente in base anche alle proprie esperienze personali.
Infatti la canzone che ho scritto, Il mondo è così, fondamentalmente è una canzone che ho scritto appunto per Massimiliano, appunto per questo carissimo amico, ma se poi andiamo a vedere appunto chi non ha una persona cara, che purtroppo, perché questa è la vita, appunto, il mondo è così, cioè indica proprio che purtroppo questa è la vita, e la vita appunto ci pone anche di fronte a situazioni che non vorremmo mai voler vivere, nella loro purtroppo tristezza, appunto, negatività, però dobbiamo purtroppo accettare, perché in questo caso, appunto, in questo senso, anche la morte fa parte della vita, ecco. E quando ricordiamo una persona cara, fondamentalmente è il modo per questa persona affinché non muoia mai, ecco. Allora Riccardo, io velocemente leggo un po' qualcosa di tuo, perché il comunicato della tua bio è molto molto ampio. Pubblicato il primo album nel 2010 dal titolo È l'amore, che hai scritto interamente da solo, con brani in italiano, inglese e spagnolo. Il brano che poi contiene I Can't Sleep, appunto la versione in inglese di Non poter riposare. Partecipi a diversi festival, Tour Music Festival presieduto da Mogol. Poi ti trasferisci a Berlino, nel 2015 il Great American Song Contest, nel 2017 il John Lennon Songwriting Contest, nel 2019 l'American Songwriter. Nel 2020 partecipi al Targatenco e al premio Andrea Parodi, appunto con il brano Su Moon e Sky. Importante nel 2020 il singolo Che ridere presidente, nel 2021 il singolo in lingua sarda Bella Asatorrare, per il progetto solidale per l'alluvione, per gli alluvionati di Bitti. Nel 2021 la menzione di merito al premio CET Scuola Autori di Mogol per il testo della canzone Senza te, contenuta nell'album È l'amore. Nel 2022 il contest Metro Music da vincitore con il brano Che ridere presidente, che poi diventa sigla ufficiale della prima TV italiana in Svizzera, e poi appunto il singolo Il mondo è così. Ecco, dall'inizio a oggi quanto è cambiato, quanto è cresciuto, modificato il modo di porti nei confronti della musica? Ma la musica fondamentalmente è cresciuta in proporzione come è cresciuta poi l'artista Riccardo Ruggio. Questo è il punto. Si cresce quasi parallelamente, perché fondamentalmente anche le nostre esperienze di vita, la visione che abbiamo quando abbiamo 20 anni è una, quando ne abbiamo 30 è un'altra, quando ne abbiamo 40 è un'altra. E quindi questo ovviamente in base anche alla maturità, alle proprie esperienze, quelle che ci arricchiscono e che ci lasciano qualcosa. Ogni evento che a noi capita, che noi viviamo, sicuramente ci dà sempre un qualcosa in più, anche per riuscire anche a leggere, anche tra le righe, ciò che ci accade, ciò che nella nostra vita appunto succede. Questo naturalmente c'è un elemento importante per chi scrive, per chi fa musica, perché riuscire poi, ovviamente come detto prima, a mettere in musica tutte queste esperienze che poi dopo che cambiano ogni secondo, perché anche la percezione appunto della vita, della realtà, cambia ogni secondo, come cambiamo noi ogni secondo. E quindi in questo naturalmente è sempre un processo di arricchimento, perché vorremmo cadere nel banale, però è proprio vero che non si finisce mai di crescere, perché molta gente confonde l'invecchiare con il crescere. invece invecchiare, ovviamente si invecchia perché è una questione biologica, però di crescere fondamentalmente non sempre chi invecchia cresce. Questo è importante. Esatto, bravissimo. È proprio questo il concetto, sì, è proprio questo. Invece il crescere invecchiando sembra quasi perché invecchiare sembra quasi un conto alla rovescia, invece il crescere, più si va avanti e più si diventa, diciamo, grandi, tra virgolette, nel senso, e più maturi, ecco, in questo senso. Certo, più responsabilità. Senti, siamo in chiusura, Riccardo, però una doppia domanda te la faccio. Abbiamo parlato della settimana di Sanremo, non ti chiedo un commento sulla classifica, sui cantanti, quello no, però ti chiedo un parere, perché di fatto c'è stata questa doppia chiave di lettura, come sempre, fra i pro autotune e i contro autotune. Sanremo è stata anche quello, forse uno spartiacque, visto che ha vinto Mengoni e secondo Lazza, che comunque ha usato l'autotune, quindi già su questo. E la seconda domanda è: che cosa dobbiamo aspettarci nel futuro di Riccardo Ruggio? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Anche se so che stai lavorando all'album. Sì, c'è un album, perché magari sarà, non so se sarà un album completo, forse sarà un EP, perché adesso anche gli album, insomma, non conviene più con un tempo farli, a meno che uno non abbia proprio una scaletta appunto di concerti appunto già fissata, e allora l'album insomma ha un senso. Però tornando insomma alla domanda di prima, diciamo che
anche Sanremo purtroppo è dovuta scendere a compromessi, questa è la verità, perché comunque insomma i grandi ascolti, che piaccia o no, li fanno i giovani, questa è la verità, e i giovani purtroppo con le nuove mode, con i nuovi generi, tra trap, rap, emo rap, tutte queste varianti poi tra l'altro, che sarebbe del rap o del rap pop, diciamo, chiamiamolo così, che vanno di moda tanto e vanno tanto appunto tra i giovani. Per quanto riguarda l'autotune, ovviamente non posso che non essere d'accordo, ovviamente. Io appartengo a una vecchia scuola appunto cantautorale che ha fatto fondamentalmente della comunicazione del contenuto più che il contenitore, ecco. Quindi io penso che, ed è quello che un po' si è perso nei nostri giorni, perché molte canzoni sembra quasi di sentire sempre le stesse canzoni. A me non piace criticare chi fa altri generi, perché è giusto che ci sia un po' tutto. La musica, dico, è bello perché varia, come tutte le cose. Però spesse volte si vede che si tralascia un po' l'importanza del contenuto, cioè di ciò che si vuole comunicare, molte volte al discapito purtroppo della vera profondità appunto, delle cose, del significato delle cose, ecco, che invece dovrebbe essere salvaguardato. Quindi, come dire, da un lato sì, ben vengano che la novità, anche i giovani hanno ovviamente, è giusto che soddisfino anche le loro aspettative, diciamo, i loro gusti, però dall'altro secondo me non bisogna dimenticare appunto la nostra grande tradizione cantautorale, perché a Sanremo ultimamente si è un po' persa, Allora, io vedo che Riccardo è frizzato in questo momento, io quindi in questo momento non posso far altro, visto che eravamo tra l'altro in chiusura, ringraziare Riccardo per la sua partecipazione, ringrazio ovviamente tutte le persone che ci hanno seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, non so se Riccardo è tornato online, e quindi ti ho visto frizzato e stavo appunto andando in chiusura. Non posso far altro che ringraziarti, come si dice in gergo, merda per il futuro. Ricordo ancora una volta Riccardo Ruiu, Il mondo è così, guardatelo su YouTube, seguitelo ovviamente su tutte le pagine social. Ci vediamo presto, quindi Riccardo, un abbraccio e continuate a seguirlo. Grazie Fabrizio, grazie per l'invito e buona serata a tutti. Ciao. Grazie Buona serata ancora. a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.